ospitare una mostra fotografica sulla battaglia di El Alamein nel palazzo del Consiglio regionale. Ha il senso di proporre a tutti i cittadini veneti il recupero di una pagina di storia spesso tralasciata, ritrovare una memoria condivisa su quelli che furono i sacrifici e il valore del soldato italiano e dei nostri padri. Ed è con grande soddisfazione che ho visto una grande partecipazione sia dei rappresentanti delle forze armate e anche di tanti cittadini o rappresentanti di associazioni d'arma che sono intervenuti a questa inaugurazione. El Alamein, pur essendo molto nota, in realtà conserva ancora elementi sconosciuti alla maggior parte degli italiani. La mostra vuole sottoporre tutta una serie di spunti che spingano all'approfondimento, vuole suscitare la curiosità, vuole stimolare la conoscenza delle battaglie e verte sostanzialmente nel resoconto degli eventi bellici, vuole mettere in risalto la figura di Paolo Caccia Dominioni, che combatte in Africa ed è il progettista e il realizzatore del Sacrario di El Alamein. Vuole mettere in evidenza questo nostro grande e bello sacrario presente in terra africana e infine vuole dare tutta una serie di spunti su quella che è la vita del soldato italiano.